Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di immigrazione e non solo. Oggi parleremo con la protagonista di una storia di immigrazione speciale, dalla fine del mondo verso l'Italia, verso il Veneto. Oggi abbiamo con noi a Romina Rodriguez, una giovane giornalista italo-argentina che per amore decide di spostarsi in Italia, più precisamente nella città di Conegliano, in provincia di Treviso. Terra molto speciale che ci regala un prosecco unico al mondo. Una terra che, grazie alle sue bellissime colline, è diventata recentemente patrimonio dell'UNESCO. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Ciao Romina, come stai? È un piacere averti oggi qui con noi. Ciao Ernestina, il piacere è mio, finalmente ci abbiamo conosciuto dopo che abbiamo intercambiato tanto messaggi, tanto WhatsApp, adesso ci vediamo almeno via online. Ecco, è un piacere, speriamo presto di incontrarci di persona, ma così i nostri ascoltatori ti conoscono, quelli che ci stanno sentendo qui su Radio AVN Voce delle Dolomiti. Perché non ti presenti? Raccontaci di te. Ok, io sono Romina Rodriguez, ho 41 anni, sono argentina, sono nata nella provincia di Buenos Aires, sono giornalista, mi sono sposata con il mio marito Javier da 5 anni fa più o meno e abitiamo attualmente nella provincia di Treviso e nella città di Conegliano. Ecco, bellissimo posto. E come è nata questa storia di immigrazione, la tua storia di immigrazione, una storia di oggi, moderna? In realtà non è stata la mia idea principale o iniziale a venire all'Italia. Il mio marito ha la cittadinanza italiana e io quando viveva in Argentina voleva viaggiare per il mondo. Entonces lui mi ha detto, bueno, andiamo a Italia con Eliano, che sta la mia famiglia, perché sta la sua sorella con il suo marito e i nostri nipoti nati qui, e di là viaggiamo almeno per Europa. Quella era la idea iniziale. E già sono 5 anni che abitiamo a Conegliano e ci troviamo molto bene, sinceramente, è una città molto tranquilla. Treviso ha 35.000 abitanti, è tranquilla, ma ci sono molte attività per fare. Sta rodeata di tanta natura, di montagne, della collina, hanno tante una passeggiata per il fiume, per il bosco, un po' di tutto. Bello. Bellissimo. Bello, molto bello. Eri stati in altri paesi prima dell'Italia? Sì, quando mio marito è venuto, che lui è venuto prima a vivere qua, mentre lui mi ha detto, bueno, io vado, rimango nella casa della mia sorella, cerco un lavoro, un posto per andare, per vivere e dopo vieni tu. Qual era la idea iniziale? Ma prima mi sono andata in vacanza al Brasile, al nord di Brasile, una isola che si chiama il Morro di San Pablo. E ho trovato un amico dell'università che mi ha dato lavoro, entonces ho cambiato il biglietto e sono rimasta in Brasile 3 mesi. Dopo sono andata in Argentina solo 15 giorni per fare la despedita alla mia famiglia, dire ciao a tutti e mi sono andata a vivere a Gijón, al nord di Spagna, in Asturias, perché ho una seconda famiglia del cuore, diciamo, una famiglia amica che mi ha raccolto lì. Ho vissuto lì 2 o 3 mesi più o meno. E dopo di questo tempo sono venuta all'Argentina, scusa, all'Italia. Cuore, dai. Sì. Sta mezzo cuore lì, mezzo cuore qua, un po' così. E bueno, e da agosto del 2016 che abito qua con Eliana e non mi sono spostata più. Parlando anche di spostarsi e sposarsi, sì, io so che sei a Conegliano per amore, accompagnando il tuo marito, ma ti sei sposata in un luogo magico, da favola, un castello. Raccontaci, com'è andata quella giornata, com'è quel castello? E in realtà noi ovviamente noi stiamo insieme da tanti anni, però dobbiamo sposarci per avere anche io la cittadinanza, no? Per avere la legalità in Italia. E costava lo stesso fare il matrimonio al castello che al comune.
e bueno, sì, costava lo stesso, pagavamo il castello e è un'aneddota molto bella da raccontare. E insieme siamo andati da honeymoon, non lo so come si dice in italiano, Viaggio di di luna di nozze. miele, Oh, sì, brava. a Venezia, così per chiudere questa storia d'amore da film. È stato bellissimo, un amico ci ha regalato 2 notti in un albergo molto vicino a Piazza San Marco. Noi abitiamo 1 ora da Venezia, entonces andiamo, generalmente facciamo la passeggiata del giorno e dopo torniamo a casa a dormire, ma questa occasione speciale siamo andati a un albergo molto bello in Venezia e bueno, questa è la storia, la favola, sì, come hai detto tu. Sì, figurati. Dalla fine del mondo che sei partita fino a Conegliano, ti sposti in un castello, vivi in una città bellissima, certo, anche il bello, e lo ripeto perché forse non tutti i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in tutto il mondo su Radio ADM a volte sanno, capiscono un po' le distanze, no? È bello sapere che tu vivi in un posto che si trova a 1 ora di macchina, 1 ora in treno di Venezia. 1 ora di treno, esattamente. Sì, 1 ora giusto, tutti arrivi alla stazione San Marco, che è quella più tradizionale, perché prima sta Mestre, che è parte di Venezia, però è come la città, la parte urbana, no, di Venezia. La Venezia tipica che tu vedi nel film, nella TV, la fotografia e tutto quello, è quella di San Marco. E andiamo spesso quando vogliamo fare una bella passeggiata, fare le fotografie, non so, portare amici che vengono di visita qua, portiamo a Venezia a fare, bueno, è un posto bellissimo, bellissimo. Figurati, andremo insieme, dai. Quando sì, veniamo insieme facciamo anche l'intervista nuovamente a Venezia, dai, anche Conegliano. No, veramente mi piace ripeterlo perché la gente a volte si dimentica di quelle distanze ed è interessante avere tanta storia, tanta ricchezza, no? E vivere in un posto così veramente è immagino meraviglioso. E un po' parlando di posti, no, dove uno abita, beh, sappiamo che Conegliano, Treviso, è una città molto ricca di storia che anche è stata recentemente dichiarata patrimonio UNESCO, grazie a quelle meravigliose colline del Prosecco. Com'è vivere in una città così interessante? Ma anche forse tu essendo una immigrante, no? Come vedi la città per i giovani, forse per le famiglie con bambini piccoli? Com'è vivere in una città così? Per le famiglie con bambini piccoli credo che sia una buona città perché è tranquilla, perché è sicura, perché tu puoi lasciare i tuoi bambini a giocare, andare in bicicletta, a giocare nel parco tranquillo. Per quello sì. Forse per i giovani non lo so sì tanto perché non c'è tante attività, cioè se vuoi andare all'università devi andare alla città di Treviso che sono 20 minuti o 30 minuti di treno più o meno da Conegliano. Poco. No, e non è tanto lontano. Dell'Argentina che tu conosci bene, diciamo. Sì, quello sì è vero. Però bueno, è quello. Dopo ci sono tante attività sportive, tanta gente che anda in bicicletta, che cammina, che fa sport, tante palestre, tante, bueno, quando si poteva, non stava la pandemia, tante attività all'aria libera, attività di musica, concerti all'aria libero. Quello è attraente anche bueno, piccoli musei perché il castello è diventato dal 1946 è un castello medievale, un apollo che è rimasto del castello perché era più grande in realtà dopo la seconda guerra sì, ha rimasto una torre diciamo scusa che diciamo che è l'estate, sì. Ancora l'inverno. Sì. Una torre e un piccolo soggiorno in alcune sale, bueno, che in questo soggiorno ci abbiamo sposato con mio marito, e dopo altre sale che espongono o dimostrano ricordi e armamenti di tutto di quel periodo della seconda guerra, però è molto piccola.
Dopo un altro museo del caffè, che non sono mai andata, però che racconta un po' la storia del caffè di qua. E bueno, sicuramente avranno anche attività per andare alle vigneti, e questo che adesso è patrimonio dell'UNESCO, un posto che è a Boldoviadene, che si chiama la Osteria Senza Oste. Tu vai in un posto che non c'è un host, non c'è una persona che ti attende, che ti sì, dà... lì, Esatto, tu prendi quello che vuoi, il vino, il pane, il salame, lo che sia, e vai e fai il pranzo da fronte a queste tutte le colline che sono un spettacolo bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sì, sì, qualsiasi visitore, qualsiasi ascoltatore può davvero vivere questa esperienza del patrimonio dell'UNESCO con tutte le colline, deve andare a questo posto, Osteria Senza Oste, che è talmente bellissimo, bellissimo, bellissimo. No, ho visto foto, immagino che tu che lo vedi lì dal vivo, sia Conegliano che a Valdoviadene, veramente uno rimane incantato da quella panoramica, e anche il bello, quello che viene da lì, che è il Prosecco, famoso in tutto il mondo. Quindi ti ringrazio anche per la tua testimonianza, anche per l'invito, perché tanti dei nostri ascoltatori nel mondo a volte si dimenticano, non sanno. È bello poter anche ricordare, no, queste potenzialità, queste cose, queste eccellenze che ci sono lì dentro del territorio. E sono cose anche che immagino tu diffondi grazie alla tua professione. Tu sei una giornalista, ma sei specializzata in TV, se non sbaglio. Raccontaci un po' della tua professione. Io lavoro già da 3-4 anni più o meno in Segnal News, che chiama un mezzo multipiattaforma, una rivista in generale, principalmente una rivista, ma abbiamo anche la web, il newsletter, un altri offerimenti per i nostri clienti, per i nostri redattori, o quello che chi vuole comprare, diciamo, quel servizio. Sì, che vuole comprare, che vuole, non mi tipo pubblicitare. No, quelle readers, della persona che lee nuestros... Ah, sì, che vuole... lettori. Ecco, sì, lettori, ecco, perfetto, brava. Lettori. È una rivista specializzata nel mondo dell'entertainment, dell'intrattenimento, sia TV, non molto cinema, alcune ditte che sono clienti di noi vendono anche films per il cinema. Anche quello che trasmettono le piattaforme digitali. È molto interessante, perché se vuoi sapere cosa succede nella produzione di un film o di una serie, perché se sceglie quale attore, o perché qual direttore vuole dire o vuole dire qualcosa del script, del guion della pellicola, o bueno, tutte le tendenze dell'intrattenimento, davvero, che succede davvero. Io vado a questi mercati dove espongono questa tematica, diciamo, no? Che le persone, gli esecutivi top delle ditte dicono quello. Si vado a un evento per esempio, vado tutti gli anni al MIA, che è il mercato italiano audiovisivo, che si fa a Roma in ottobre, e qua, per esempio, gente di Team Vision o di Mediaset Italia o de RAI, bueno, raccontano, bueno, cómo son la principal tendencia en la TV, en la plataforma, las series, las películas, films, bueno, tutto il mondo dell'entertainment, però detto e esposto dalle principali attori, diciamo, i principali players. Ecco. Sì, quello è molto interessante. È come un eventi della TV, e tu sei lì per poter, diciamo, parlare con i clienti, quindi molto interessante, sei un po' nel top di quello che poi si vedrà sulla TV. Figurati, Romina, complimenti. Sì, io che insomma vedo a volte antes de que tú vedi, per esempio, quando è uscita La Casa de Papel, La Casa di Carta, io non la conoscevo da Netflix, la conoscevo de A3 Media, che è una ditta spagnola, che
la prima che l'ha venduto al mondo, e loro mi hanno fatto vedere alcuni capitoli, una pezzi della Casa di Carta prima di che sta prima in Media e dopo in Netflix, sì. Ma che Perché privilegio! Ma che privilegio, che bello, no? Che cosa Sì, buona, sì. figurati. Hai mai Sì, incontrato qualche attore famoso lì? sì. Ho avuto per me il miglior piacere del mio lavoro, che adesso posso lasciare di essere giornalista perché io già ho trovato la mia cima, diciamo. Ecco, benvenuta la Romina, non giornalista. Vieni, dai, raccontaci. No, ho davvero avuto il piacere di intervistare a Alessandro Borghi, che è un attore italiano, attore principale di Suburra, che mi piace tantissimo, non solo come uomo, sino davvero come attore, che per me è molto versatile. Io ho visto tutto quello che ho potuto di lui. E dopo chiamarlo tanto con il pensamento, con la mente, ho avuto questa opportunità di intervistare a Alessandro Borghi accanto con Patrick Dempsey, che è l'attore di Hollywood, perché loro due facevano una serie che si chiama Devils, o Il Diavolo, che creo che molto l'ha trasmesso Sky Italia. Anche qui in Argentina, la fine del mondo. Bueno. E bueno, in quella opportunità ho avuto il piacere di intervistare anche a Luca Bernabé e la sua sorella, che adesso non mi ricordo come si chiama, che sono di Lux Video, che è una ditta italiana, una produttora italiana molto importante. Loro hanno fatto Leonardo, quella nuova serie che ha trasmesso anche Rai, anche Radio Televisione Spagnola in Spagna, e bueno, in altri broadcasters del mondo. E hanno fatto Doc le tue mani, che è la serie più vista d'Italia, credo che l'ultimo 13 anni. Bueno, hanno fatto anche serie molto importanti. Bueno, di quella serie ho fatto intervista con il direttore, con il creatore, con il che ha scritto il libro, perché sta basata in un libro. Sì, ho fatto tante interviste. Sì. Figurati Romina, è veramente un grande orgoglio anche vedere come sei in un mondo che poi diventa quello che noi guardiamo sulla TV, figurati, quindi molto importante quello che fai, è anche molto interessante, dai, sei quasi a Hollywood un po'. Un po' sì, perché uno dei mercati si fa a Cannes e c'è un poco il glamour che c'è il festival tipico di cinema a Cannes, ma questa opportunità è sulla TV, sta il fuoco nella TV. Però c'è anche il tappeto rosso, le foto con gli attori, bueno, sì, un po' così. Certo, sì. Figurati, no, ma è incredibile, quindi grazie perché è veramente molto molto simpatico, anche molto interessante per noi del programma e per i nostri ascoltatori poter conoscere storie di immigrazione di questi giorni, questi tempi moderni, non solo qui sul programma raccontiamo le storie antiche, no? Forse dei nostri antenati, ma è bello sapere come è anche possibile sognare forse un'esperienza all'estero, poter lavorare, conoscere altre città, come nel tuo caso che anche hai viaggiato un po' il mondo prima di arrivare per amore lì a Conegliano in Veneto, quindi veramente molto molto interessante. Romina, ti chiedo, hai qualche forse progetto per il futuro? Qualche progetto in mente? No, niente in specifico. In realtà forse continuare a viaggiare a tutta l'Italia, esprimere il tempo che viviamo qui, non lo sappiamo se sarà Conegliano la città finale della nostra vita o sarà solo per un tempo, però mentre dure questo tempo di abitare Conegliano, già intorno abbiamo conosciuto abbastanza, ma vogliamo andare al sud. Che pensiamo, bueno, il mio marito è Padula, sappiamo che c'è un popolo nel sud che si chiama Padula. Io sono Rodriguez Lucioni, o sea, Lucioni ho la mia sangue italiana anche, e la mia famiglia era da Ancona. Forse sì, vogliamo ricorrere un po' il sud, che credo che sia bellissimo anche. Siamo andati solo una prima volta. La prima volta che siamo andati a viaggiare un po' per l'Italia, siamo andati a Napoli a fare il Vesuvio,
il vulcano, a fare sì, una passeggiata, un'escursione per il Vesuvio. Però Non è ha tutto fatto rumore niente il Vesuvio in quella... No, no, aveva Bene. il fumo, no, non rumore, però sì, sì, un po' di Bene. fumo, un po' sì, di acqua bollente si vedeva, però sì, sì, Ma che però bello, niente, che straordinario vedere. No, sai, Romina, che tutta l'Italia è bellissima, nord-sud, quindi figurati dove vai, immagino che c'è bellezza, ma anche ci interessava conoscere, beh, anche questa città in Veneto, Conegliano, che secondo ci hai raccontato è molto bella, anche da conoscere, da visitare con quelle colline bellissime. E già lì ti chiedono, consiglieresti a diciamo, a qualcuno dei nostri ascoltatori di visitare forse Conegliano? sì, certo, 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 sì, sì, sì. La Non ti prima... dico una vacanza di 15 giorni, ma se vuoi fare, molti amici hanno fatto questo, vengono a Conegliano, perché ovviamente ci sono io, e fanno base qua, entonces lasciano il suo zaino grande e ricorrono intorno, sì, tu ricorri Conegliano forse in 1 o 2 giornate, bueno, o si viene in un momento specifico a vedere per esempio la Dama Viviente, che è un evento che si fa tutti a mese di giugno, che lo fa la Dama Castellana, che è una successione storico-culturale di qua di Conegliano, che un po' revive la battaglia storica tra Conegliano e Treviso, che è stata, non so, nel 1232 più o meno, 31, 1231, che il Conegliano ha vinto e loro rappresentano questa battaglia mediante un ajedrez, non mi ricordo. Scacchi, come sì, Scacchi, scacchi, però viventi, con persone. wow, Le quello attrici sì, ma sono no, persone che vanno, interessante. sì, una persona dici la giocata del momento e si vanno spostando e vanno rappresentando questa guerra che è Ma stata in guarda, quel e quindi periodo, sì. ti ripeti i nomi così consigliamo ai La, nostri la Dama ascoltatori. Vivente, Mhm. la Dama Vivente che la organizza la Dama Castellana, si chiama Castellana, che è un'associazione di qua che fa questo, bueno, si faceva prima della pandemia ovviamente, si fa nel centro conegliano, con gente intorno, bueno, molto bella, molto bella. E dopo si viene durante l'estate, si fa in agosto una settimana che si chiama la Festa Longa, in tutto il centro di Conegliano le associazioni fanno come una mostra di quello che fanno nell'associazione. Per esempio, c'è un'associazione di ballo, mettono un tappeto sulla strada e ballano lì. Fanno un'esibizione di quello che offre l'associazione. Un'altra associazione di arti marciali, per esempio, fanno una dimostrazione. Entonces tú cammini per il centro di Conegliano e vai vedendo differenti offerte di questa associazione della città e anche puoi avere un concerto in vivo, hai attività per i bambini, è molto divertente. E come estate anche i bar del centro stanno aperti fino a tardi, fino alle 11-12 di sera. È Puoi quasi avere come qua in qualcosa. Argentina che abbiamo anche una vita serale Sì, abbastanza sì, abbastanza interessante. lunga, sì, Ma sì. secondo quanto mi dici, hai scelto una bellissima città per vivere perché avete storia, cultura, un castello, colline UNESCO, anche attività per le famiglie, i bambini, culturali, quindi mi sembra che è anche un bel posto da vivere, dai. Sí, 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 sí. Obviamente, para chi viene de Buenos Aires, che è un casino, a volte è un po' troppo tranquilla, Ma però forse bueno, un bel cambiamento, no? Chi sì, vuole sì, sì, cambiare un po' sì, vita sì, può dice, ma guarda, sì, mi sì, voglio sì, godere una vita un po' più tranquilla, rilassata in mezzo alla natura, oltre che
il cemento grigio di Buenos Aires, che è molto bello, ma diciamo sono due cose diverse, non meno né meglio, quindi beh, dai, invitiamo i nostri ascoltatori almeno a visitare una volta Conegliano. Bene, Romina, veramente è stato un piacere sentirti, parlare con te. Ti ringrazio tanto per raccontarci la tua storia di immigrazione moderna d'oggi. Prima già di salutarci, vuoi inviare un saluto per tutti i nostri ascoltatori che ci stanno sentendo, che sono bellunesi nel mondo, trevisani nel mondo, veneti nel mondo? Bueno, per me è stato un piacere, di un grande saluti a tutti i veneti del mondo. Aspetto incontrarci in alcuna parte. Già sanno che sono a Conegliano, se vuoi venire a visitare la città, bere un caffè insieme, fare un giro intorno, io sarò disponibile volentieri. Ecco, Volentieri. io almeno noi in famiglia andremo a visitarci, non ti preoccupare, ci incontreremo, ci abbracceremo lì quando sia certamente possibile, speriamo di farlo al più presto. Bene, Romina, stupendo, ti ringrazio nuovamente, speriamo risentirci in una prossima intervista, forse raccontando altri aspetti della città, che ne pensi? Nessun problema, quando vuoi facciamo un'altra video call, nessun problema. Stupendo, un piacere, sei stata molto simpatica, ti ringrazio, ti saluto e anch'io approfitto a salutare tutti voi cari amici bellunesi nel mondo. Ci risentiamo prossima settimana e vi ricordate, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.